Ma questa prima convention fa il punto della situazione, cosa hanno fatto le Camere di Commercio venete dalla riforma in poi, non solo in termini di progettualità ma anche in termini economici. Parlando in termini economici abbiamo investito oltre 53 milioni di euro, tutte le 5 Camere. In termini di progetti li abbiamo investiti nella digitalizzazione, nell'internazionalizzazione, nel credito, nell'innovazione, nella formazione, nel turismo. La lista sarebbe ancora lunga e bisogna continuare su questa strada. Abbiamo delle progettualità, questo momento di riflessione serve proprio per discuterle assieme a tutto il gruppo dirigente, ai funzionari, alle posizioni organizzative, al sistema, alle istituzioni che sono presenti oggi qui con noi, in modo tale da poter cogliere dei suggerimenti ma anche far conoscere a loro cosa stiamo facendo. Un sistema che è direi in ottima forma, noi diremo che siamo stati gli apripista, ancora prima della riforma ci siamo accorpati. Il sistema economico veneto ha una sua specificità, guarda oltre, ne è l'esempio anche in questi giorni la fusione tra le varie confindustrie del Veneto e questo direi è un motivo di orgoglio per chi fa impresa ma è un motivo di orgoglio perché ha un ruolo di promozione, di sviluppo in un ente pubblico come la Camera di Commercio, che vive non di finanziamenti pubblici ma del diritto camerale, ma è governata da imprenditori che sanno dove investire, che sanno cosa vogliono le nostre imprese e noi cerchiamo di metterle in campo.